40 minuti di passione, si incomincia a intravedere sempre più il traguardo. Per la Fortitudo Moncada-Agrigento, la gara di domani sera a Reggio Calabria può essere quella decisiva per la promozione nei dilettanti dopo appena un anno di purgatorio nella cadetteria. Gara 1 contro la Viola ha confermato ancora una volta che la Fortitudo è molto più forte. La fisicità dei ragazzi di Gianni non ha uguali, il gioco va che è una meraviglia. Vincere a Reggio Calabria però non sarà facile, anche perché i padroni di casa si giocheranno il tutto per tutto. Emiliano Paparella e compagni intendono portare i biancazzurri alla bella di domenica prossima 10 giugno, al Pala Moncada. Sarà una gara tattica e soprattutto si giocherà sui nervi. La Fortitudo però sarà più serena, avrà la possibilità di poter ragionare di più. In una finale al meglio di 2 gare su 3, fondamentale è vincere la prima. Reggio Calabria domenica scorsa è rimasta in partita a pochi minuti, si era portata anche a -5, ma alla fine ha ceduto di schianto. I reggini hanno fatto denotare anche un preoccupante calo di forma fisica. Evidentemente le energie sono venute meno in questo finale di stagione. Il fatto di avere giocato nei playoff sempre 3 gare contro le 2 della Fortitudo ha pesato e anche parecchio. Domani a Reggio Calabria la Fortitudo sarà seguita da diversi sostenitori. Infatti il patron Moncada ha messo a disposizione 2 pullman per i tifosi che intendono non far mancare il proprio calore ai propri beniamini. La partenza per la trasferta a Reggio Calabria è fissata per domani alle 13 dal parcheggio antistand del Pala Moncada a Porto Empedocle. Una lista verrà appesa su ogni pullman con i nomi dei rispettivi passeggeri. Subito dopo la gara il pullman ripartirà da Reggio Calabria per il rientro ad Agrigento.